24esima giornata del campionato di eccellenza, girone B, si affrontano Mazzarrone e Vittoria. Le formazioni: il Mazzarrone che si schiera con Messineo, Bellomo, Trentacoste, Dadic, Giannetto, Martino, Tomasello, Cannia, Maltese, Cosendì e Daleo. L'allenatore è il signor Salvatore Utro. Risponde il Vittoria del neotecnico Nicolò Terranova con Cirnigliano, Svaikowski, Vitiello, Lonigro, Montefusco, Sferrazza, Diogo, Romero, Dos Santos, Esposito e Lucarelli. Squadre che fanno il loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, che è il signor Daniele Gippetto della sezione di Reggio Emilia. Con le immagini a cura di Alessandro Gandolfo, il primo pallone del match giocato dal Mazzarrone. Match che entra subito nel vivo, punizione in favore del Vittoria, il cross di Lonigro a cercare Montefusco in aria, riesce a sbrogliare la difesa del Mazzarrone e un'azione di potenziale attacco per il Vittoria si trasforma in azione offensiva per il Mazzarrone. La percussione di Daleo che viene però fermato e da qui Montefusco recupera il pallone e punta l'area avversaria, lo scarico per il numero 22 Antonio Esposito, che rientra sul destro, fa partire il tiro al giro sotto l'incrocio dei pali e dopo appena 3 minuti il Vittoria passa in vantaggio grazie alla prodezza balistica da fuori area del numero 22 Esposito. È un 1-2 micidiale quello del Vittoria, perché al 16° calcio d'angolo battuto da Diogo, la spizzata di Lucarelli sul pallone, arriva Dos Santos dopo il salvataggio sulla linea di Dadic. Al 16° Vittoria che raddoppia al minuto 16, Mazzarrone 0, Vittoria 2, rete di Flavinio Carioca Dos Santos. Al 36° il Mazzarrone trova l'episodio che riapre il match prima dell'intervallo, punizione di Cannia. Diogo nel tentativo di anticipare Cosendei compie il più classico degli autogol e quindi Mazzarrone 1, Vittoria 2, si va all'intervallo con questo risultato. Le squadre fanno il loro ingresso in campo per il secondo tempo ed è un secondo tempo che si riapre sulla falsariga del primo, rilancio lungo di Cirnigliaro, il pallone che batte, il colpo di testa di Giannetto, Lucarelli arriva e incrocia sul secondo palo, Mazzarrone 1, Vittoria 3. Succederà poi poco, ancora un rilancio lungo di Cirnigliaro sul pallone, il numero 19 Romero vola Messineo e mette in calcio d'angolo. Un'azione anche per il Mazzarrone Dadic, per il neo entrato lo giudice che punta il suo diretto avversario, mette il pallone dentro, la difesa del Vittoria riesce a liberare poi Trentacoste per Maltese, ma l'arbitro aveva indicato un calcio d'angolo. Finisce qui Mazzarrone 1, Vittoria 3. Grazie a tutti e in attesa del prossimo match vi salutiamo, alla prossima.